Buongiorno a tutti, voglio veramente ringraziare di cuore la dottoressa Galbussera per questo invito, perché ritengo, dopo l'esperienza fatta, l'onore di aver presieduto la commissione d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere nella scorsa legislatura, ritengo la formazione di psicologi, medici, assistenti sociali semplicemente fondamentale per rimuovere alla radice le cause che spesso, appunto, purtroppo troppo spesso, portano alla morte di centinaia di donne. Nella scorsa legislatura non siamo stati con le mani in mano, nel senso che abbiamo inaugurato la scorsa legislatura nel 2013 con la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è semplicemente pietra miliare per un'azione efficace di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Abbiamo proseguito immediatamente dopo, sempre nel 2013, con l'approvazione della legge 119, il cosiddetto decreto sul femminicidio, che ha introdotto altre misure importanti come per esempio l'aggravante della violenza assistita da minori, il gratuito patrocinio per tutte le donne che denunciano reati di violenza di genere, ma ancora misure davvero importanti, questo ce lo hanno detto poi anche nelle audizioni che abbiamo fatto nella commissione d'inchiesta, di misure di protezione, misure cautelari che servono appunto a dare protezione immediata alle vittime ad alto rischio. Penso per esempio all'allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare, che può essere ordinato immediatamente dal questore senza bisogno di aspettare l'autorità giudiziaria, il divieto di avvicinamento e molto altro ancora. Dopo questo, immediatamente dopo, nella tanto discussa legge la legge 107 sulla buona scuola, abbiamo introdotto una delle indicazioni che dà la Convenzione di Istanbul, che è giuridicamente vincolante per il nostro Paese proprio perché l'abbiamo ratificata, ovvero l'obbligatorietà per tutte le scuole di ogni ordine e grado di svolgere attività di prevenzione e di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza sulle donne. Attività di formazione che deve essere rivolta non solo agli studenti e alle studentesse, ma anche agli insegnanti e anche alle famiglie degli studenti stessi. Questo è un fattore fondamentale, questo dell'educazione delle nuove generazioni, se davvero vogliamo produrre quel cambiamento culturale che serve davvero per sconfiggere la violenza maschile sulle donne, perché è innanzitutto la violenza sulle donne risiede in un disequilibrio che c'è nel rapporto tra i generi, un rapporto di potere. Non è un caso, lo ricordava poco fa la dottoressa Galbussera, che siano proprio le ragioni del centro-nord quelle dove ci sono il maggior numero di reati contro le donne, perché appunto in quelle regioni dove c'è maggiore occupabilità delle donne, dove c'è maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle proprie libertà, è proprio lì che c'è una reazione violenta nei confronti appunto delle donne da parte degli uomini. Dopo l'approvazione della legge 107 si è dato avvio al primo piano nazionale straordinario contro la violenza sulle donne, con l'istituzione dell'osservatorio di una cabina di regia, perché
Per sconfiggere questo genere di reati, il coordinamento, poi lo dirò nella relazione, nelle conclusioni a cui siamo addivenuti anche con la commissione d'inchiesta, il coordinamento che c'è tra le istituzioni è semplicemente fondamentale per costituire una reale ed efficace rete di protezione delle donne contro la violenza maschile. Dopo il piano nazionale straordinario, negli ultimi 6 mesi della legislatura, il Senato della Repubblica decide di istituire questa commissione d'inchiesta, che ho avuto l'onore di presiedere, per verificare se e questo credo che sia anche un esempio positivo di come il legislatore o comunque il Parlamento dovrebbe sempre intervenire, ovvero una volta che si fanno delle leggi poi bisogna andare a verificare se quelle leggi vengono davvero attuate, come vengono implementate e che cosa ancora si può fare, tant'è che la missione della commissione d'inchiesta era quella poi di consegnare all'attuale legislatura, quindi all'attuale Parlamento, degli indirizzi di nuovi indirizzi di modifica e di percorso per sconfiggere la violenza maschile sulle donne. Ora, la commissione d'inchiesta ha svolto moltissime, oltre 70 audizioni di tutti i principali attori istituzionali, ma soprattutto abbiamo ascoltato le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza maschile sulle donne, i centri antiviolenza, le esperte, ce ne sono davvero tantissime nel nostro paese, che è importante, appunto, con le quali è importante, ricercatrici con le quali è importante relazionarsi, e in più la commissione d'inchiesta ha realizzato un questionario che è stato inviato a tutte le procure del territorio italiano e a tutte le corti d'appello per verificare appunto l'applicazione e l'attuazione delle norme che il Parlamento ha messo a disposizione nel nostro ordinamento. E il questionario effettuato dalla Commissione ha avuto un ottimo riscontro. Noi temevamo molto, insomma, nella brevità dei tempi di lavoro, perché la legislatura stava finendo, di non avere risposta, e invece devo dire che grazie anche alla collaborazione del Ministero di Giustizia e del CSM, che subito dopo le conclusioni della Commissione d'inchiesta ha anche dato delle nuove linee di indirizzo appunto alla magistratura per il contrasto alla violenza sulle donne, la risposta è stata ottima, perché hanno risposto al questionario 261 uffici giudiziari su 304, cioè pari all'86% del totale. L'indagine ha consentito di rilevare una serie di criticità negli strumenti a disposizione per la rilevazione innanzitutto dei dati statistici. Come sapete, per analizzare correttamente un fenomeno occorre, questo lo dice sempre la Convenzione di Istanbul, disporre di dati. Noi per realizzare questo questionario abbiamo dovuto chiedere al Ministero di Giustizia di elaborare appositamente per noi alcune query per le estrazioni dei dati, che altrimenti appunto le procure semplicemente ignoravano, e quindi ne è nata innanzitutto una banca dati da cui d'ora in poi, un'estrazione di dati che d'ora in poi potrà essere fatta ogni anno per vedere come l'andamento veramente del fenomeno. Noi sappiamo che i reati stanno calando nel nostro paese, per fortuna, purtroppo non la violenza maschile sulle donne, i reati di genere. E dunque proprio per questa ragione l'importanza di avere dei dati su cui riflettere anche per il legislatore, ma anche per gli operatori a livello territoriale. Io vi invito in Regione Veneto, le 400 pagine della commissione d'inchiesta, della relazione finale, con tutti i dati, con tutte le tabelle anche che ne
sono seguite, si possono vedere, sono ancora disponibili sul sito del Senato della Repubblica, e di promuovere una riflessione a livello territoriale comune tra centri antiviolenza, ordini professionali, enti locali che svolgono un'altra parte fondamentale nel sostenere le azioni e soprattutto che possono sviluppare quelle reti di protezioni efficaci. Proprio per questa ragione, quindi dicevo, alla conclusione dei lavori è stata espressa la necessità di introdurre dei correttivi ai registri informatici, anche quando abbiamo visto che proprio era impossibile. A noi interessavano dei dati che non riuscivamo, perché semplicemente, per esempio, a volte non vengono segnati, non viene segnato il sesso della vittima o di chi commette il reato nel momento della registrazione. In modo appunto da consentire, per esempio, per quanto attiene a talune misure cautelari come il divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima, oppure precautelari come l'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalle forze di polizia. Sono misure oggi ancora non censite dai registri giudiziari. Prima criticità che la Commissione, anzi primo consiglio, suggerimento che la Commissione d'inchiesta ha fatto proprio e consegnato alle istituzioni e recepito dal Consiglio Superiore della Magistratura, è la specializzazione. Il primo elemento fondamentale nel contrasto alla violenza sulle donne. Si è verificato attraverso il questionario quale fosse il livello di specializzazione della magistratura e delle forze di polizia, sul presupposto che solo attraverso l'apporto di personale adeguatamente formato sia possibile pervenire a risultati accettabili, non solo per quanto attiene gli aspetti repressivi, ma anche e soprattutto in relazione alla necessità di tutelare la vittima, anche negli aspetti relazionali. Il questionario ha fornito dati di assoluto interesse. Si è appreso infatti che il 62% delle procure della Repubblica ha adottato moduli organizzativi basati sulla specializzazione, quindi questo è un dato positivo, il che significa che questi reati sono trattati da magistrati, nel 62% delle procure sono trattati da magistrati specializzati. Significativamente inferiore però, e poi lo si vede nei risultati finali sul dato delle sentenze, è invece il dato degli uffici giudicanti, il 13% dei tribunali, il 21% delle corti di appello. Dunque, nel momento in cui poi si esprime la sentenza, purtroppo è bassa la specializzazione. Anche le forze di polizia sempre più spesso, e su questo voglio ringraziare le donne che sono impegnate nelle arme dei carabinieri e nelle forze di polizia, perché sono state fondamentali nel dare un nuovo impulso culturale appunto anche all'interno delle forze dell'ordine. Il dato numericamente più importante, quindi anche le forze di polizia attivano nuclei specializzati, e il dato numericamente più importante è quello della Polizia di Stato, ma anche i carabinieri appunto stanno promuovendo una crescente diffusione di queste strutture. La criticità è la forte differenziazione della situazione nelle varie regioni. Vi sono distretti nei quali la presenza di forze di polizia specializzate è piuttosto diffuse, ad esempio nel distretto della mia città di Bologna, in altri quasi del tutto mancante, per esempio nel distretto di Ancona o ancora Bari, Lecce, L'Aquila e Trieste. Però, ovviamente, la sola esistenza di aree di specializzazione non necessariamente garantisce l'adeguatezza e la tempestività delle attivazioni giudiziarie di polizia, perché purtroppo ancora oggi arrivano numerose denunce da parte di avvocatesse o di operatrici dei centri antiviolenza in merito ad atteggiamenti assolutamente inadeguati da parte delle forze di polizia. Qual è l'altro elemento cruciale nel contrasto alla violenza maschile sulle donne?
Sempre in un'ottica di specializzazione e cooperazione vanno richiamati gli esiti del questionario per quanto attiene ai protocolli siglati nei vari territori. I protocolli rappresentano infatti uno strumento di grande importanza per la creazione di una rete di protezione e dunque per realizzare l'obiettivo di cooperazione tra i vari soggetti che operano sul territorio. Dai dati che la Commissione d'inchiesta ha acquisito risulta che il 36% degli uffici giudiziari che hanno risposto ha comunicato di avere sottoscritto protocolli di rete, il 44,8% del totale ha dichiarato di non averli sottoscritti e il 19,2% degli uffici non ha proprio dato risposta. Ora, anche su questo è importante diffondere l'attuazione di questi protocolli. Sono protocolli, noi ne abbiamo acquisiti, sono sempre a disposizione per un approfondimento e uno studio. Sono protocolli di collaborazione, sono reti semplicemente fondamentali per fornire alle donne una reale ed efficace rete di protezione. In questi protocolli, spesso promossi o dalla prefettura o dall'ente locale, collaborano insieme le forze di polizia, la magistratura, i centri antiviolenza, l'ente locale, spesso il provveditorato agli studi, cioè quello che si chiamava il provveditorato agli studi, l'ufficio scolastico provinciale o regionale, ma anche il pronto soccorso o comunque appunto l'ordine dei medici, affinché nel momento in cui viene segnalata una violenza possa scattare una rete coordinata e tempestiva. Non basta ovviamente la sottoscrizione di un protocollo, talvolta abbiamo visto e abbiamo verificato nelle audizioni che abbiamo avuto soprattutto con i centri antiviolenza, sono bellissime carte di intenti che poi purtroppo restano appese ad un muro, chiuse in un cassetto, se non segue ad un protocollo anche delle indicazioni operative stringenti e soprattutto se non ci sono poi le persone motivate e formate che seguono la rete. E dunque questo è un altro dei fattori semplicemente fondamentali. I reati, i dati documentano chiaramente che il contesto più pericoloso per le donne è quello familiare. I maltrattamenti in danno di persona alla famiglia o comunque convivente rappresentano oltre il 48% di tutti i reati riconducibili alla nozione di violenza di genere. Non a caso sono persone note la maggioranza degli indagati per questo reato, mentre una percentuale molto alta dei procedimenti per violenza sessuale e omicidio volontario rimane a carico di ignoti. E dunque è questa le iscrizioni per maltrattamenti secondo il 572 del codice penale sono le più numerose in assoluto fra i reati presi in considerazione dal questionario. Nei distretti considerati, cioè ci sono fino al marzo del 2018, quando abbiamo chiuso la commissione d'inchiesta, c'erano 30.158 procedimenti iscritti per reati di maltrattamento in famiglia. E io qui rivolgo a voi che siete psicologi e assistenti sociali, la cosa fondamentale è imparare a conoscere i segnali della violenza sulle donne e sui minori che stanno in famiglia, che non può essere cioè c'è un discrimine grande tra semplice conflitto familiare e violenza maschile e maltrattamento in famiglia, e questo credo che sia davvero una delle azioni fondamentali che le vostre professioni debbono sulle quali le vostre professioni possono davvero svolgere un'azione di cambiamento grande.
Anche le iscrizioni per stalking sono molto frequenti, è il secondo dei reati dopo i maltrattamenti in famiglia, e tant'è che c'erano appunto nel marzo 2018 22.000 casi di iscrizione. La variabilità geografica. Anche per quanto riguarda i numeri dei reati denunciati, la situazione a livello nazionale registra quella stessa forte differenziazione di cui si è detto in precedenza. I distretti giudiziari nei quali risultano presentate il maggior numero di denunce sono quelle di Bologna, Firenze e Torino. Guardate, sono le città, appunto Bologna, la città che ha il più alto tasso di occupazione femminile. È quella anche dove c'è storicamente una delle più grandi numero di associazioni femminili impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne. La Casa delle Donne per non subire violenza è una delle prime che è nata nel nostro paese. Sono oltre 500 le donne che ogni anno si rivolgono alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Una delle cose, a proposito dell'importanza della formazione dei medici, di tutti i medici, non basta il corso di specializzazione fatto ai medici di pronto soccorso. È importante la formazione di tutti i medici, ed è una delle indicazioni che noi abbiamo dato come commissione d'inchiesta, perché i medici pediatri, i medici di base non segnalano ai centri antiviolenza, non dicono alle donne che incontrano, possibile che non si rendano conto. Ci sono dei segnali molto semplici nel riconoscere la violenza subita, violenza psicologica, violenza fisica, subita da molte donne. E una donna arriva a denunciare, questo ci dice la dottoressa Kusterman della clinica Mangiagalli di Milano, arriva a denunciare la violenza anche dopo 18 volte in cui è stata al pronto soccorso con fratture, lesioni. E questo significa che, come dire, ci sono evidenti segnali di violenza che i medici, tutti i medici, debbono poter cogliere tempestivamente e sostenere queste donne in un percorso che deve appunto trovare una rete territoriale pronta ad accogliere e sostenere, affinché appunto si possa interrompere quella spirale terribile di violenza che deglutisce le donne e i loro figli che assistono inermi alla violenza. Dunque, questi dati, dicevo, alla casa su 500 nessuna è stata mai segnalata dal pronto soccorso o dai medici di base. Questo è un dato che a noi in città ha fatto molto riflettere e su cui ovviamente dobbiamo lavorare a livello territoriale. Tali dati si prestano ovviamente a letture diverse, cioè questa differenziazione territoriale. Se è vero che nei territori caratterizzati da fenomeni così estesi occorre procedere ad una riflessione soprattutto per quanto attiene alle cause e alle misure preventive da adottare, dall'altro lato non sembra prudente considerare rassicuranti i dati provenienti da quelle aree geografiche che registrano dati numericamente scarsi, dove si consideri che questi reati sono caratterizzati da una diffusione trasversale in tutte le aree sociali, questo dicono i dati che abbiamo acquisito, sia quelle a rischio di emarginazione sia quelle apparentemente privilegiate. La rilevazione dei dati statistici ridotti può evocare una difficoltà di emersione di tali fenomeni a causa di una scarsa capacità tutelante delle istituzioni del territorio, ovvero le donne denunciano se sentono che hanno alle proprie spalle una rete istituzionale forte che le può supportare nell'uscita dalla violenza domestica, se ci sono percorsi che le sostengono, per esempio, nell'avere un'autonomia abitativa e lavorativa. Perché le donne spesso restano intrappolate lì nella violenza? Perché non vedono una prospettiva di futuro autonomo per sé e per i propri figli. Le indagini e i
processi io qui ve la voglio far breve, ma abbiamo visto che quella norma di precedenza, grazie al questionario, abbiamo visto che quella norma di precedenza di trattazione dei reati di violenza di genere ha funzionato, perché appunto abbiamo che le indagini per i reati di violenza di genere, quella è stata una norma che abbiamo inserito nella legge 119 del 2013, i tempi si sono accorciati. In larga parte le indagini vengono concluse entro un anno dall'iscrizione del procedimento, e anche per quanto riguarda i processi l'89% delle sentenze diventano definitive, ovvero non più impugnabili, entro 3 anni dall'iscrizione del procedimento. Quindi questo è stato considerando la lentezza della giustizia cronica, questa antecedenza che abbiamo dato nel 2013 sta dando esiti positivi. Però qual è il problema? E qui lo dico so che c'è in sala qualche avvocato, qualche appunto operatore di giustizia. Circa un quarto delle denunce presentate contro soggetti noti vengono archiviate, quindi la commissione d'inchiesta ha fatto questa denuncia. Guardate che c'è un altissimo tasso di archiviazione, laddove abbiamo dato una fotografia in Italia proprio di provincia per provincia, distretto per distretto. Laddove venga celebrato il dibattimento penale, le percentuali di assoluzione variano abbastanza sensibilmente sul territorio nazionale, e anche qui sulle assoluzioni il dato è drammatico. Passiamo da un minimo del 12,6% del distretto di Trento, quindi un bassissimo tasso di assoluzioni, al 43,8% di Caltanissetta, cioè significa 1 su 2 viene assolto. Anche qui, ancora una volta, la fondamentale azione sul territorio di sensibilizzazione e di promozione di una cultura di attenzione alla violenza maschile sulle donne è fondamentale. Raffrontando questi dati ragionando di questi dati con i centri antiviolenza, è emerso come a Trento sia stata fatta un'attenzione, un grande lavoro da parte del centro antiviolenza e delle associazioni femminili, anche in collaborazione con appunto gli operatori di giustizia su quel territorio, cosa che invece è completamente mancata a Caltanissetta. E per quello che riguarda le vittime, gli autori e le vittime, devo dire che c'è una grande trasversalità, ma qualche segnale di incoraggiamento, qualche buona notizia per le donne italiane. Nel senso che i dati acquisiti confermano che questi reati sono caratterizzati, come dicevo, da un'assoluta trasversalità. Il 55% degli indagati ha un'età compresa tra 31 e 50 anni, il 17% ha un'età tra i 18 e i 30 anni, il restante 28% ha un'età superiore ai 50 anni. Ma per quello che riguarda le vittime, noi abbiamo visto che le ragazze, cioè le donne più giovani, sono in aumento purtroppo i reati di violenza contro le donne anziane, contro le donne ultra cinquantenni, ma sta calando nei confronti delle donne più giovani. Questo significa probabilmente, la lettura che abbiamo dato insieme a molte esperte, è che le ragazze sono maggiormente spinte
a interrompere immediatamente una relazione malata, una relazione affettiva malata, caratterizzata appunto da quell'ossessivo controllo o appunto riescono ad interrompere la relazione ai primi segnali di violenza, e questo, lo dicono tutte le ricerche, è semplicemente fondamentale per mettere in salvo moltissime donne. Io ora, per quello che riguarda, noi abbiamo dato molte indicazioni per quello che riguarda i voti al Parlamento, ma non credo che sia oggetto di questo corso di formazione, per quello che riguarda i vuoti di tutela penale dalle donne. Per esempio, un vuoto di tutela è ciò che accade all'indomani dello sconto di pena. Non c'è più protezione, cioè l'uomo, il maltrattante, esce dal carcere per aver scontato la propria pena e le donne, cioè la vittima, non ha più alcun genere di protezione. Questo addirittura non viene neppure avvisata se è uscito quando esce dal carcere, e questo è uno di quei vuoti di tutela. Quante volte abbiamo letto sui giornali: lui esce dal carcere, va sul luogo di lavoro e la uccide. L'altro tema ripreso anche nelle linee guida della magistratura è il mancato coordinamento tra penale, civile e tutela dei minori, ovvero e qui voglio parlarvi di un caso di cui abbiamo chiesto l'accesso agli atti. Sapete, le commissioni d'inchiesta hanno gli stessi poteri della magistratura, e dunque man mano che si diffondeva la notorietà della presenza di una commissione d'inchiesta sulla violenza sulle donne, abbiamo iniziato a ricevere anche direttamente alcune lettere di donne che erano che stavano subendo nei procedimenti che li riguardavano una vittimizzazione secondaria, ovvero restavano incastrate insieme ai loro figli in dei procedimenti che viaggiavano in parallelo tra appunto penale, civile e tribunale dei minorenni, che si doveva per esempio occupare della decadenza della responsabilità genitoriale da parte dell'uomo maltrattante, e un tribunale civile che dava, nonostante il divieto di avvicinamento del maltrattante disposto dal penale, il tribunale civile che si occupa della causa di separazione disponeva l'affido condiviso del minore. Non solo, e qui appunto penso che la formazione di psicologi, che sono spesso coloro che redigono le CTU per i tribunali, e la formazione degli assistenti sociali sia semplicemente fondamentale. Mentre quella bambina 10 anni di età sapeva perfettamente motivare perché aveva paura del padre, in quel caso specifico veniva disposto appunto nella perizia che mamma e papà andassero insieme nel parco con lei. Queste sono cose che abbiamo letto negli atti, a fare dei giochini affinché la bambina smettesse di avere paura del papà. Ma negli atti poi leggevamo come la bambina negli incontri protetti con gli psicologi e gli assistenti sociali raccontava perfettamente perché aveva paura del papà. Aveva visto più volte il papà scagliare tavoli e sedie contro la mamma. Ora sapete che in Parlamento in questa legislatura c'è una proposta di legge che va esattamente nella direzione opposta delle indicazioni della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, ovvero nell'articolo 11 della proposta di legge Pillon
si dice che ci deve essere una sentenza definitiva affinché quella mediazione familiare e l'affido pari tempo dei minori coinvolti appunto nella separazione dei coniugi, se non c'è appunto il riconoscimento con sentenza definitiva della violenza sulla donna, quel minore deve comunque essere dato in affido condiviso. Ecco, questo contrasta con tutte le disposizioni della Convenzione di Istanbul, contrasta anche per altre parti che riguardano la necessità di dover trascorrere, cioè di avere un doppio domicilio. I bambini e le bambine hanno diritto ad una propria stabilità di vita, nonostante ci siano una mamma e un papà che hanno comunque la responsabilità genitoriale di crescerli, continuare a crescerli assieme. Sono divorziata, so benissimo che devo condividere con il mio ex marito la crescita dei miei 3 figli e siamo entrambi responsabili, anche se appunto non ci amiamo più e quindi ci siamo divorziati. Ma questo non significa che dobbiamo costringere i nostri figli a dover avere 2 case, a dover avere, peraltro l'86% delle separazioni avviene per via consensuale. Non si capisce perché ci debba essere un mediatore, un piano genitoriale che stabilisca anche lo sport che deve fare il bambino o la bambina. Chi ha figli sa bene quante volte cambiano idea sugli sport da fare. Mi chiedo se tutte le volte bisogna, non lo chiarisce questo il testo di legge, bisogna ricorrere al giudice o al mediatore o al coordinatore genitoriale per decidere insieme appunto che sport deve fare il minore. Ma al di là di questo, la cosa davvero, attenzione, e noi lo abbiamo detto con grande forza nella commissione d'inchiesta sul femminicidio, attenzione con le cause di separazione e l'affido condiviso, che già con una buona legge del 2006 purtroppo viene dato anche nei casi di violenza domestica, violando le disposizioni di protezione delle donne. Quante volte avete letto sui giornali che è proprio nel momento in cui ci si scambia i figli, appunto perché dati in affido condiviso, che le donne vengono uccise? Eppure c'era un divieto di avvicinamento. Ma se io ti devo consegnare mio figlio, come faccio? Lo consegno in mezzo a una strada? Te lo faccio consegnare da altri? Attenzione, questo purtroppo anche nella mia città, Bologna, dove c'è grande cultura, attenzione su questo, l'affido condiviso anche in caso di divieto di avvicinamento viene dato sempre, sempre. Qui c'era una correzione da fare. In questo momento noi stiamo andando nella direzione opposta. Anzi, quella norma che dice che le donne che saranno... Scusate se precipito nell'attualità, ma è bene che tutti voi ne siate consapevoli. Quella norma che dice che chi denuncia violenza, se poi questa violenza non viene riconosciuta, perde la responsabilità genitoriale dei figli, secondo voi incentiva l'emersione del grande sommerso di violenza domestica che subiscono le donne, oppure ne impedisce l'emersione? Noi abbiamo un enorme, lo dicono i dati Istat, che fa le interviste, le singole interviste con le donne, quindi le donne lì dicono la violenza che subiscono anche se non l'hanno denunciata. Cioè, attenzione, bisogna saperli leggere i dati e confrontarli tra ciò che noi, quei 33.000 e passa reati di violenza registrati, sono tutti procedimenti in essere, dunque c'è stata una denuncia, ma sotto c'è un sommerso di violenza enorme che soprattutto viene subito, questo lo dicono i dati Istat, dalle donne separate. Quindi attenzione, un'altra indicazione che noi abbiamo dato come commissione d'inchiesta sul femminicidio e la violenza
di genere è quello di trasformare l'aggravante di violenza assistita da minori in reato a sé stante, perché l'aggravante purtroppo rientra ovviamente in un bilanciamento tra cause attenuanti nel procedimento, tra attenuanti e aggravanti. Noi crediamo che invece si debba riconoscere la lesione del diritto soggettivo dei minori a non dover assistere alla violenza sulla propria madre. Quindi anche qui abbiamo dato un indirizzo molto netto, cioè quello di trasformare quella aggravante in un reato, e questo ce lo hanno chiesto il CISMAI, ce l'hanno chiesto i centri antiviolenza, ce l'ha chiesto la dottoressa Kusterman, che oltre a vedere molte della Mangiagalli di Milano, che oltre a vedere ad assistere a molte donne incontra molti minori che hanno assistito agli episodi di violenza sulla propria madre. Lì c'è un vero danno biologico e soggettivo dei bambini coinvolti in questi tragici eventi. C'è un altro punto che voglio sollevare alla vostra attenzione, perché riguarda, e credo sia un'altra delle chiavi, questo noi abbiamo indicato ascoltando il lavoro, incontrando chi sta lavorando su questo aspetto. La violenza maschile, come dice la Convenzione di Istanbul, va presa in carico, perché è altissimo il tasso di recidiva di questi reati. Non basta lo sconto di pena, bisogna come dire, aiutare, innanzitutto saper valutare la recidiva, saper valutare il rischio che subiscono da un lato le donne, dall'altro il rischio di recidiva di questi reati da parte del maltrattante. E allora voglio leggervi un pezzo di questo, della relazione finale. Abbiamo visto peraltro a Modena il numero di reati è sceso, a differenza del resto della regione Emilia-Romagna. Modena è l'unica provincia nella regione Emilia-Romagna che ha un centro pubblico della ASL di presa in carico degli uomini maltrattanti, che possono spontaneamente rivolgersi quando sentono di avere un problema di relazione con la propria compagna, possono rivolgersi e essere presi in carico direttamente dal centro per uomini maltrattanti dell'ASL di Modena. E questo lo vediamo ovviamente non ci mettiamo la mano sul fuoco, ma il fatto che lì ci sia questo centro per uomini maltrattanti e il più basso numero di reati che appunto ci sono in quella provincia ci fa pensare che, come nelle regioni del nord Europa, questi reati sono un po' calati da più tempo si lavora su questo aspetto, che questa possa essere una delle strade da percorrere, tant'è che nell'ultimo bando del Dipartimento delle Pari Opportunità è stato inserito un investimento di 10 milioni di euro per appunto diffondere ed implementare la presa in carico dei maltrattanti. Ovviamente ciò non toglie che dobbiamo continuare ad investire sui centri antiviolenza per le donne, perché altrimenti quel sommerso di violenza non emergerà mai. Le donne prendono forza dalle altre donne, cioè è importante che quei centri vengano sostenuti, perché le donne devono essere libere di scegliere se denunciare o meno la violenza che subiscono, ma questo percorso virtuoso può essere fatto solo se c'è alle spalle appunto una rete di centri antiviolenza che sono pronte con altre donne a sostenere, a saper guardare innanzitutto, che è la cosa più difficile. Questo
ci siamo sentite raccontare. È la cosa più difficile, guardare in faccia la violenza sulle donne, perché io credo non lo fanno mica i medici pediatri o altri, a voltare la testa, o gli insegnanti quando che sono un altro pubblico ufficiale che ha il dovere di denunciare se percepisce la violenza che viene subita nell'ambito familiare, ma è una reazione istintiva di tutti noi. Quando c'è una violenza da guardare in faccia, spesso la reazione istintiva è quella di girare la testa dall'altra parte, e allora per questo è così importante e fondamentale Sì, chiudo. Volevo solo dire che la recidiva degli autori di violenza è straordinariamente alta. Più di 8 uomini su 10 rischiano di tornare a commettere gli stessi reati se non interviene qualcosa o qualcuno, ovvero se non sono presi in carico da un servizio o da un centro d'ascolto per uomini maltrattanti. È per questo motivo che, con grande ritardo rispetto alle altre realtà del mondo, stanno nascendo anche in Italia i centri di ascolto per uomini maltrattanti, percorsi che possono essere intrapresi prima, durante o dopo il carcere. Su questo ci sono ottime sperimentazioni nel carcere di massima sicurezza di Bollate. Io credo che queste reti vadano estese e rafforzate. Chiudo perché ho ampiamente sforato sui tempi. Con l'ultima indicazione che noi abbiamo dato, appunto, dopo aver ascoltato anche la CRUI, il Ministro dell'Istruzione e molti altri, con un appello appunto a voi ordini professionali, a voi professionisti. È fondamentale un'indicazione che noi abbiamo dato, la richiesta che abbiamo fatto all'Università Italiana, che è semplicemente il grande motore, come sempre, di cambiamento culturale del nostro Paese, quello di inserire, quindi chiedo agli ordini di fare pressione sul Ministero dell'Istruzione per inserire negli insegnamenti di base delle singole professioni mediche, giuridiche, per la formazione degli assistenti sociali, per la formazione degli psicologi, per la formazione dei giornalisti che debbono saper raccontare la violenza. Se noi veramente vogliamo sconfiggere la violenza maschile sulle donne, serve questo cambio di passo, questa rivoluzione culturale. Senza di quella non valgono norme di repressione che possano in qualche modo tutelare le donne e renderle davvero libere. Quindi ecco, è un grande lavoro di squadra che va chiesto alla società italiana. Riconoscere la violenza sulle donne è un dovere di ciascuno. La ministra spagnola, la Spagna ha la metà dei reati di femminicidio rispetto all'Italia, e io ho chiesto a lei, quando ci siamo viste all'ultima seduta delle Nazioni Unite sulle donne, ho chiesto: ma come avete fatto? Loro, oltre ad investire 2 miliardi di euro rispetto ai 60 milioni che investiamo nel nostro paese nel sostegno dei centri antiviolenza e di tutte le azioni che servono, appunto ne ho parlato fino a qui, per sconfiggere la violenza sulle donne, ha detto: ma noi il salto lo abbiamo fatto quando abbiamo fatto capire agli uomini che non sono i benvenuti nella società spagnola se sono dei maltrattanti. Allora ecco, è questo il salto culturale che possiamo compiere solo e soltanto con l'impegno di tutti. Grazie.